È incantevole questa strada fino a Monselice, colline di un'eleganza estrema, giardini di fichi, di gelsi e di salici ornati di festoni di vigne, prati ameni, castelli in rovina. I colli euganei, mentre li attraversavo, si doravano dell'oro del tramonto, con una gradevole varietà di forme e una grande purezza di linee. Così scriveva François René de Chateaubriand in un rapido appunto di viaggio del 1783. Monselice presenta forme molto singolari. Punto di riferimento per chi si trova da queste parti, vicino ai Colli Euganei, è il Mons Silicis, ovvero il Monte della Selce, il quale si orienta verso la grande pianura circondata dal fiume Adige. In contrapposizione troviamo invece il Monte Ricco, il quale offre diversi paesaggi naturali e ospita luoghi dove è possibile ammirare diversi panorami. Risale al V-VI secolo, quando i bizantini la presero sotto il loro controllo e fecero costruire la prima fortificazione attorno alla rocca. Monselice venne conquistata dai Longobardi, che ne fanno un nodo strategico di riferimento. Quindi Monselice crebbe di importanza sia militare e anche amministrativa. Con Ezzelino da Romano, vicario dell'imperatore Federico II, si amplia il sistema di fortificazione delle mura. Ezzelino è dovuta la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo appunto detto di Ezzelino, a lui dedicato quindi. Federico II soggiornò a Monselice per qualche tempo e progettò il suo disegno per la costruzione delle mura, della fortificazione muraria. Quindi fece demolire innanzitutto l'antica pieve di Santa Giustina e fece costruire il cosiddetto mastro federiciano. Il vero nuovo capitolo che si apre per Monselice arriva con la conquista veneziana, dei nobili veneziani. Quindi Monselice perde la sua importanza difensiva e diviene centro di villeggiatura e di soggiorno per i nobili appunto veneziani. I Marcello ottengono la proprietà del palazzo, quindi del castello di Ezzelino. I Duodo prendono in proprietà la parte sud della rocca e la arricchiscono con architetture arrivate fino ai nostri giorni, mentre la famiglia Nani prende in proprietà l'omonima villa. Quindi il centro urbano si arricchisce di elementi barocchi e con la costruzione quindi della loggia del Monte di Pietà e la ristrutturazione della chiesa di San Paolo, e quindi i nobili continuano ad acquistare e a far costruire le loro ville al di fuori del centro urbano. Ai piedi del Colle della Rocca si erge un complesso architettonico denominato Castello Cini, che raggruppa in sé diverse tipologie di edifici. Tra l'XI e il XVI secolo il castello è stato dimora signorile, torre difensiva e infine Villa Veneta. Il castello si compone di 4 nuclei principali. La parte più antica è la casa romanica, che insieme al castello costituisce il primo nucleo abitativo.
Ora ci troviamo nell'Antiquarium Longobardo. L'Antiquarium fu allestito intorno al 1998. Il museo ospita una necropoli longobarda proveniente dal sito archeologico situato nel Colle della Rocca, lungo il percorso del Mastio Federiciano. A Monselice il vento va, sempre come dal mare. Gira il treno al largo, non sa forse come approdare. Monselice, colle celeste, fronte pura e lontana, ricordo di te fra la meste casupole una fontana. A Monselice anche a giugno la primavera non è senza nebbie, con foglie e foglie l'autunno, l'inverno è tutta una sera, ma l'estate, i tigli lungo la strada di Rovigo, al loro quieto stormire la luna m'amava quando ero ragazzo in segreto. Dopo aver oltrepassato la Porta dei Leoni si incontra la Rotonda, un terrazzamento che permette di apprezzare la vista della pianura sottostante denominata Belvedere, ristrutturata da Niccolò Duodo nella prima metà del Settecento. Si trova il pozzo di Santo Stefano, numerose leggende sono narrate intorno ad esso. Una racconta che al proprio interno vi fossero gettati i corpi dei cadaveri quando nel cimitero non ci sarebbe stato sufficiente spazio. Un'altra racconta che al proprio interno vi fossero streghe o mostri e un'altra racconta che 2 leoni avrebbero mangiato i corpi dei prigionieri. Le 7 chiesette di Monselice seguono le stesse prerogative delle 7 basiliche di Roma. Le chiesette sono state commissionate tra il 1605 e il 1615 da Pietro Duodo, nobile veneziano, a Vincenzo Scamozzi, architetto erede di Andrea Palladio. All'interno di ogni chiesetta sono presenti le pale di Palma il Giovane, originario di Alqua Petrarca, che rappresentano il santo a cui è dedicata la chiesetta. The next one there'll be one more, and every gambler knows that to lose is what you're really there for. Summer house fears. All'interno dell'oratorio di San Giorgio sono conservate le reliquie di San Valentino assieme alle reliquie di altri martiri. In onore di San Valentino, una delle feste più famose a Monselice viene festeggiata il 14 febbraio di ogni anno, appunto dedicata a San Valentino, durante la quale molte persone accorrono in visita al santuario e un prete consegna loro una chiavetta d'oro. La chiavetta viene consegnata affinché apra alla vita le porte del paradiso. Sulla chiavetta c'è scritto San Valentino. La facciata scenografica di Villa Duodo è stata aggiunta alla precedente villa scamoziana nella prima metà del Settecento. Essa è stata commissionata dal patrizio veneziano Niccolò Duodo dopo la sua ambasceria a Roma. È stata poi progettata dall'architetto veneziano Andrea Tirali, che ha ripreso il progetto scamoziano inserendovi statue in nicchia. Esse rappresentano dall'alto le 6 metamorfosi ovidiane: Apollo e Dafne, Diana e Teone, le Miniadi, Perseo e Andromeda, Pane e Siringa, Ade e Prosepina. Nel secondo registro sono riconoscibili gli elementi naturali fuoco, acqua, aria e terra, con al centro le allegorie della nobiltà. Nei registri inferiori si possono invece riconoscere le leggende romane e le allegorie del valore e dell'amor di patria. Le 4 grandi statue sono state realizzate da Giovanni Bonazza e dal figlio Tommaso negli anni 20 del Settecento e rappresentano le 4 fasi del giorno, ovvero l'alba, il meriggio, il vespro e la notte. Giovanni Bonazza aveva eseguito gli stessi soggetti per Pietro I il Grande, zar di tutte le Russie, che aveva collocato le statue nel giardino d'estate di San Pietroburgo.